Conferenza stampa a Montecitorio sui casi di tumore nel centro dell'Agrigentino. Il caos regna sovrano in Sicilia per quanto riguarda la depurazione delle acque. La delusione degli agrigentini senza biglietto che chiedono il bis per il 17 novembre. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, alla Camera dei Deputati si è discusso del problema che riguarda Montallegro e i morti per tumore. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Si è svolta ieri giovedì 8 settembre alle ore 12 alla Camera dei Deputati la conferenza stampa in diretta streaming sul sito web che ha visto gli interventi tra l'altro dell'onorevole Michele Sodano della Commissione Bilancio, del senatore Michele Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, del sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo e dei componenti della Proloco di Montallegro, il legale della Proloco, avvocato Santo Botta. Tra i vari punti si è discusso sul problema che è stato evidenziato a Montallegro, dove la metà dei cittadini residenti nel piccolo paesino della provincia di Agrigento muore di cancro. Non sono supposizioni, questo emerge dal report dei decessi dal 2000 al 2020 trasmesso dal comune di Montallegro alla locale Proloco. Su 560 morti, ben 252 sono deceduti per tumore. Sentiamo alcuni stralci della conferenza stampa. Di cosa parliamo? Ambiente e tumori. Oggi quello che noi chiediamo è semplicemente la verità. Chiediamo degli approfondimenti da parte dello Stato su un territorio che vive da anni, da 20 anni, dei decessi insoliti e che vuole invece aprire un nuovo capitolo della propria vita cittadina. Perché credo che questo sia il momento giusto per la prima volta per dare voce a una popolazione che voce non ha, che è stata completamente ignorata, che ha portato avanti in decenni battaglie importanti che hanno visto una completa assenza della classe politica, che su questo tema non è mai intervenuta. Anche un'insolita timidezza da parte della magistratura, mi sento di dire. Oggi è il loro momento, oggi è importante rendere pubblico quello che sono tutte le osservazioni sul caso di Montallegro. Sappiamo il contesto difficile in cui siamo nati in Sicilia, sappiamo anche storicamente qual è stato il peso delle ecomafie all'interno del nostro territorio. Allora oggi chi si sveglia, decide di non subire più e cerca insieme alla propria comunità di organizzare una resistenza è sicuramente una persona da lodare, è l'esempio nelle nostre città. Quindi al di là del silenzio delle istituzioni che c'è stato fino adesso, sicuramente deve venire il supporto totale della comunità, perché la gente come Giosuè, la gente come Alida, come Rosanna sono tutte quelle persone che piuttosto che andarsene via, abbandonare la nostra Sicilia per andare in luoghi dove ci sono più possibilità, dove non bisogna combattere per la normalità, perché noi di questo prendiamo, combattere per la normalità, decidono di rimanere in un posto come Montallegro, vogliono creare la propria vita a Montallegro, vogliono creare uno sviluppo sostenibile a Montallegro. Adesso passiamo anche alla testimonianza diretta del sindaco, il sindaco Giovanni Cirillo, che come dicevo prima mi ha assolutamente colpito quando con tutta la sua sorpresa mi comunicò che era incredibile che un politico si fosse occupato di questa vicenda. Allora per me è incredibile che veramente questo silenzio totale ed è invece meritorio invece che l'amministrazione della propria comunità di Montallegro possa prendere una voce in capitolo per rappresentare quelle che sono le istanze del suo territorio, dei suoi cittadini e della sua comunità. Prego Giovanni. Noi a Montallegro facciamo, almeno parlo per me, facciamo la guerra allo Stato. Questo che sia chiaro, si è parlato poco fa di varie domande, ma nessuno si è fatto mai una domanda e nessuno ha dato mai una risposta. E quando un sindaco che rappresenta una comunità alle quali deve dare delle risposte dice che sta facendo la lotta contro lo Stato, contro se stesso, è una cosa grave. Noi abbiamo portato, io sono il più anziano su questo argomento qui in aula,
perché combatto questa realtà da quando è nata. Io ho fatto il consigliere comunale nel 2007 e ora sono sindaco di questa bellissima comunità che invito tutti a venire a trovare. Siamo tra la Scala dei Turchi, Torre Salsa e Cattolica Eraclea, che però è additata come la pattumiera d'Italia, e questo sinceramente come montallegrese, prima che come primo cittadino, non mi sta bene. Stavo dicendo, noi questa nostra voce, questo grido di allarme lo abbiamo dato negli anni, e come diceva poco fa l'onorevole Sodano, l'ho ringraziato pubblicamente perché è stato l'unico oggi a darci questa possibilità, la possibilità di dire la nostra e portare sul tavolo dello Stato, che oggi non è venuto mai a Montallegro a venire a constatare, perché il sindaco, perché la Proloco, perché i cittadini gridano e hanno paura, è rimasto inerte. Non so il motivo quale fosse e qual è questo motivo, ancora oggi noi ce lo spieghiamo. E a proposito della conferenza stampa a Montecitorio, la nostra emittente manderà in onda la conferenza appunto questa sera alle 23:30 e domani in replica alle 17. E veniamo al caos sulla depurazione delle acque in Sicilia. Arturo Cantella. In merito all'ambiente, la Commissione Ecomafia afferma: in Sicilia caos depurazione delle acque, 457 impianti di trattamento acque sono stati censiti, il 16% dei quali non attivo, mentre meno del 20% opera con autorizzazione allo scarico valida. Gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta territoriale sul sistema idrico integrato in Sicilia hanno da subito mostrato le mefistofeliche disfunzioni del ciclo delle acque, così come è avvenuto anche nel settore dei rifiuti. Il caos normativo, le inadempienze e le omissioni amministrative hanno privato i siciliani di efficienti servizi di livello europeo, nonostante le salate tariffe pagate a fronte di un servizio reso praticamente inesistente. E quanto si legge nella relazione finale della Commissione parlamentare Ecomafia, che riguarda l'inchiesta condotta sulla depurazione delle acque reflue in Sicilia. I commissari hanno analizzato il sistema di depurazione dell'isola, con 457 impianti di trattamento delle acque censiti, il 16% dei quali non attivo, mentre meno del 20% opera con autorizzazione allo scarico valida. In Sicilia soltanto il 61% degli abitanti è servito da impianti di depurazione delle acque reflue. Il dato emerge dalla relazione conclusiva dell'indagine della Commissione parlamentare Ecomafia. Secondo i commissari, meno del 20% degli impianti dell'isola opera attualmente con autorizzazione allo scarico valida. Il 50% dei 457 impianti censiti inoltre è ubicato nelle sole province di Messina, ben 149, Palermo 82. I dati indicano per la Commissione che la governance multilivello del sistema idrico regionale non ha funzionato, fallendo miseramente gli obiettivi da perseguire ex legge. In alcune realtà infatti si sono appurate inefficienze croniche radicate, legate alla concreta funzionalità degli ambiti che lo gestiscono. Oltretutto il quadro regionale delle gestioni si dà subito presentato disomogeneo e poco corrispondente all'assetto organizzativo definito dalla vigente disciplina nazionale. La provincia di Palermo alle prese con decine di roghi che hanno minacciato anche alcune ville tra Cinisi e Carini. Incendi si registrano anche a Belmonte Mezzagno e Misilmeri. La gente si sfoga attraverso i social contro i vigliacchi piromani, delinquenti che continuano a distruggere. La richiesta che i cittadini rivolgono al governo che uscirà dalle urne il 25 settembre è quella di adottare drastici provvedimenti nei confronti dei responsabili. I piromani, insomma, vanno fermati con pene pesanti, perché gli incendi ormai sono diventati dei crimini che non possono lasciare indifferente chi andrà a governare sia a livello nazionale che regionale.
Aumento delle bollette, i consigli alle famiglie di Ilenia Capodici dell'Associazione Consumatori di Agrigento, intervistata da Arturo Cantella. Ecco, un momento difficile per le famiglie agrigentine ma anche siciliane, dovuto a questo aumento esasperato della luce e del gas. Ecco, sono problematiche importanti. Che consigli dare, insomma, a chi si trova in difficoltà, che si vede recapitare magari una bolletta il triplo, il quadruplo rispetto a quella precedente fatta, alle famiglie che tra l'altro si trovano appunto in grossa difficoltà? I vostri consigli? Allora, l'unica cosa che ci sentiamo di consigliare per quanto riguarda gli aumenti di luce e gas è intanto verificare esattamente se si tratta di consumi reali o di consumi stimati. Questa è una cosa importante. Questo lo si può vedere ovviamente dalla bolletta, nelle fatture ci sono le singole voci di costo che ovviamente ti danno le giuste indicazioni per capire se si tratta ovviamente di consumi reali o stimati. Vale tanto per la luce quanto per il gas. Gli aumenti ci sono, ovviamente noi non possiamo incidere sull'aumento esponenziale che c'è stato, possiamo solo verificare la congruità dei costi rispetto ai consumi. Quindi chiunque ha un dubbio ovviamente deve poter avere le giuste spiegazioni, rivolgendosi anche alle associazioni dei consumatori, che in questo la mia e le altre associazioni con le quali facciamo cartello, quindi Adiconsum, è a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento, prima ovviamente di pagare, perché ci possono essere degli errori, gli errori vanno corretti. Abbiamo a disposizione un canale privilegiato che è proprio tipico delle associazioni, che compete alle associazioni dei consumatori, quello di poter eventualmente conciliare, di fare le conciliazioni ADR, di fare le mediazioni con l'ARERA e quindi di dare un ulteriore ovviamente strumento ai cittadini, ai consumatori, alle famiglie per potersi difendere nel caso appunto in cui ci sono degli errori, e quindi questi errori possono essere facilmente rettificati in via extragiudiziale senza fare spendere ovviamente un soldo alle famiglie. Si parla di rateizzazioni, ecco, è una norma che è già entrata in vigore o ancora è in fase di discussione? No, assolutamente sì, la possibilità di rateizzare una fattura sia per quanto riguarda la luce sia per quanto riguarda il gas è una, diciamo, tra virgolette regola. È possibile chiedere una rateazione e diciamo che spesso e volentieri le aziende hanno una disponibilità e un'apertura nei confronti di coloro i quali hanno un disagio economico, vivono un momento di disagio economico. Quindi sgombro il campo dal fatto che non si può rateizzare una fattura, non è assolutamente vero, le fatture possono essere rateizzate, basta chiederlo, basta fare una richiesta ovviamente per iscritto, e se si ha la possibilità anche di avere un ISEE, dimostrando di avere un ISEE, ovviamente diciamo che c'è una elasticità maggiore, un'attenzione maggiore nei confronti delle famiglie. Sì, assolutamente sì, siamo un malato terminale purtroppo. Veniamo da 2 anni di pandemia, a seguire la guerra con un innalzamento dei prezzi, e ora questo che è assolutamente incontrollabile, dove può intervenire solo lo Stato. Se a fronte di spese di un minimo di marginalità che era stata non recuperata, ma quantomeno si era palesato una ripresa, adesso è tutto assolutamente incontrollabile. Non riusciamo a gestire perché non possiamo modificare i prezzi ogni mese. Abbiamo a Palermo l'esempio di un locale storico dove da bollette che il 29 aprile venivano pagate per 3.500 euro, lo stesso locale nel periodo riferito ad agosto una bolletta di 27.000 euro. Non è assolutamente né comprensibile né sostenibile, e ancora devono arrivare a settembre quelle con riferimento di agosto. Quindi ha delle rateizzazioni che erano state richieste e molto raramente accettate, adesso c'è un'altra batosta in arrivo. Dobbiamo considerare che poi andremo incontro ad un periodo invernale dove ci sarà sicuramente un abbassamento del numero di turisti, che per ora ci stanno leggermente aiutando in termini di incasso, ma anche e soprattutto le famiglie che se prima andavano a mangiare una volta a settimana adesso andranno una volta al mese. Sono numeri che dobbiamo tenere in considerazione perché la luce comunque gira.
E considerate anche che noi abbiamo 4 giorni che paghiamo voto per pieno, perché nella maggior parte delle attività commerciali, di ristorazione, bar o quant'altro, ci sono i frigoriferi, che sono quel dato che assorbe maggiormente e che fa alzare la bolletta. Quindi anche quando non lavoriamo avremo dei costi da sostenere. Come regolare i rapporti tra clienti e Tinto Lavanderie? Sottoscritto un accordo alla Camera di Commercio di Agrigento. Vediamo di che si tratta. Allora, dottore Spoto, parliamo di questa iniziativa, questo accordo Tinto Lavanderie e le sue finalità che la CNA ha promosso. Sì, la finalità è quella di evitare che ci possano essere contrapposizioni contenziosi tra i consumatori e le attività di Tinto Lavanderie. È uno strumento che abbiamo concepito grazie all'impegno e alla disponibilità del nostro presidente del mestiere, Calogero Abate, che si è impegnato moltissimo. Poi abbiamo avuto il coinvolgimento del movimento dei consumatori, questa è la base di partenza, ovviamente la allargheremo anche alle altre associazioni dei consumatori in modo che possa essere il più partecipato e condiviso e quindi possa trovare riscontro poi nel quotidiano. Ringrazio anche la Camera di Commercio e il commissario straordinario Giuseppe Termine per la disponibilità e per la partecipazione a questo momento importante, perché metterà il sigillo su un accordo tra la CNA e i consumatori, e quindi da qui partiremo con questo percorso nuovo perché possa essere poi condiviso anche a livello regionale nazionale da parte della nostra organizzazione. Quindi questa è una giornata importante perché ecco, questi sono momenti in cui le aggregazioni, stare insieme conviene perché si raggiungono obiettivi che da soli non si possono raggiungere. Ecco, quale sarà il beneficio per gli utenti di questo accordo che state facendo? Allora, il beneficio è per entrambe le parti, cioè da un punto di vista sia delle lavanderie che anche degli utenti, in quanto ci sono delle regole precise dove da una parte la lavanderia si impegna a dare qualità, trasparenza al suo lavoro, dall'altra parte l'utente riceverà benefici e avrà anche lì delle regole ben precise che garantiscono un'efficienza del servizio. Ecco, questo momento di grandissima consumi di energia elettrica, ecco, voi utilizzate ovviamente per la maggior parte attrezzature che vanno con l'energia, come lo state vivendo? Il momento è drammatico, anche perché le lavanderie, come ha ben detto lei, subiscono questo momento, dove purtroppo a fine anno molte chiuderanno, proprio perché non riescono a sopportare, visto che i margini di guadagno della lavanderia sono molto bassi, ma i costi aumentano sempre di più e sono diventati quasi insopportabili. Dottore Termine, oggi la Camera di Commercio partner con la CNA in un settore sicuramente importante, quello delle lavanderie, ma anche in futuro ci saranno altre iniziative in altri settori produttivi. Sì, diciamo che questo è il primo accordo che si fa e sarà un accordo pilota, sicuramente seguiranno a ruota tanti altri accordi e la Camera di Commercio è sempre disponibile a portare avanti le iniziative sia dei consumatori che dei vari rappresentanti, degli organismi rappresentanti dei lavoratori di associazione e quindi siamo qui ad aspettare, sempre a disposizione di tutte le imprese, tutte le attività produttive della provincia che trovano nella Camera di Commercio un punto di riferimento sempre aperto e sempre pronto per i bisogni delle attività produttive. Allora, la CNA oggi in prima linea per un accordo che riguarda le Tinto Lavanderie, ma non solo, insomma anche è in previsione una serie di accordi in un momento così difficile anche dell'economia per gli artigiani e non solo. Hai detto bene, momento difficilissimo, ma dovuto certamente ad una situazione internazionale che non ci fa ben sperare. Parliamo delle cose nostre. CNA Agrigento oggi è fiera di portare a compimento un lavoro importante che era un obiettivo che si era preso Lillabate, diventato presidente del mestiere delle Tinto Lavanderie in CNA, che era appunto quello di cercare di fare questo protocollo d'intesa tra l'Unione Consumatori e le Tinto Lavanderie, protocollo d'intesa che cerca di normare ed evitare che si possa arrivare a screzi tra le due parti contrapposte. Quindi noi siamo fieri
È un progetto pilota che parte da Agrigento, che esporteremo sicuramente in CNA Sicilia e CNA Nazionale. Quindi oggi è una giornata importantissima per CNA Agrigento, ma anche per il comparto delle tindolavanderie e per i consumatori, quindi i fruitori del servizio delle tindolavanderie. Parliamo di questo accordo che viene fatto tra le varie parti e la CNA. Ecco, sostanzialmente quali saranno i benefici per le aziende ma anche per i consumatori? Allora, i benefici sono molto semplici, regole chiare nel rapporto tra consumatori e tindolavanderia. E in questo modo, mettendo delle regole ben precise, mettendole per iscritto e comunicandole ai consumatori, tutti gli utenti saranno in grado di capire quali sono i propri diritti e anche quali sono i propri doveri. E questo ovviamente porterà dei benefici in termini di chiarezza, ma anche in termini di efficienza del servizio. E veniamo a Claudio Baglioni, la grande delusione degli agrigentini che non potranno assistere al concerto e chiedono il bis. Vediamo. Martedì 6 settembre, ore 16. L'ora in cui sono stati messi in vendita i biglietti per il concerto del 18 novembre di Claudio Baglioni al Teatro Pirandello di Agrigento. Pochi minuti e i giochi sono fatti, con i biglietti esauriti in pochissimo tempo, spariti. Chi c'è e chi non c'è adesso, e con 1000 ragioni, esprime la propria delusione chiedendo che la data per Baglioni venga raddoppiata utilizzando anche il 17 novembre, giornata a quanto pare libera da impegni ufficiali dell'artista. A Trapani addirittura il tutto esaurito è stato registrato dopo qualche minuto dall'inizio della vendita, ma è dei 500 posti di Agrigento che vogliamo occuparci, perché è assurdo che un artista come Baglioni possa avere a disposizione solo 500 posti. Da qui la pressante richiesta di una doppia serata, come sarà per Eros Ramazzotti al Teatro dei Templi. Claudio Baglioni si esibirà con lo spettacolo 12 note solo bis, ed è proprio il bis che chiedono gli agrigentini, come il signor Vincenzo, che sulla pagina Facebook di Baglioni scrive: «Caro Claudio, puoi esibirti anche il 17 novembre perché al Pirandello non ci sono più biglietti? Chissà se prenderanno in esame le istanze, magari ci staranno pensando, quelli della produzione e anche coloro che gestiscono gli eventi ad Agrigento». Sarebbe una bella risposta nei confronti di quanti vorrebbero ritentare per assicurarsi un biglietto e godersi lo spettacolo. Io, ha detto Baglioni, sui concerti tenuti nei teatri d'Italia ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri hanno messo le emozioni, le grida e gli applausi, così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Ecco, appunto, si faccia in modo che anche il concerto di Agrigento si possa ricordare con il pubblico che chiama e l'artista che torna in scena e concede il bis. Il bis che qui ad Agrigento, lo ribadiamo, vuol dire 17-18 novembre. Per il momento non resta che attendere e, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. In vista delle elezioni del 25 settembre al Palazzo Arcivescovile di Agrigento, sabato 17 settembre, si terrà un incontro dibattito con i candidati al Parlamento nazionale e regionale sul documento dei vescovi siciliani. Mercoledì 14 settembre un altro incontro organizzato dal Consiglio Pastorale Cittadino presso la parrocchia di Via Madonna delle Rocche. E domani alle 11, presso la sede della Conferenza Episcopale Siciliana in corso Calatafimi a Palermo, si parlerà del messaggio dei vescovi di Sicilia ai candidati alla guida della regione siciliana e ai cittadini siciliani. Alla conferenza stampa, tra gli altri, prenderà parte il presidente della CESI, Monsignor Antonino Raspanti. Un nuovo pulmino grazie alle donazioni per il Comitato Italiano Reinserimento Sociale di Messina. Il mezzo sostituisce quello distrutto a luglio da un incendio.
Il CIRS di Messina ha un nuovo veicolo, un van da 9 posti, acquistato grazie alle donazioni raccolte. Una gara di solidarietà si era attivata subito dopo il rogo che nel mese di luglio scorso ha distrutto il mezzo in uso della casa famiglia. Dopo il rito di benedizione del nuovo veicolo, officiato da padre Lorenzo Campagna, un simpatico fuori programma, il sindaco di Messina, Federico Basile, si è messo alla guida del pulmino e ha accompagnato le ospiti della casa famiglia in un giro per il centro città. Io sono commossa, prima di tutto come cittadina, perché vedo per l'ennesima volta come la città, senza alcuna sollecitazione, risponda sempre con la massima accoglienza a quelle che sono le esigenze del CIRS. Non abbiamo chiamato nessuno, non abbiamo chiesto niente a nessuno, sono arrivate telefonate da importanti enti come la SACNE, come Bonino Puleio, come la Caritas, come l'Archeo Club, come tanti privati che hanno mandato questi fondi. Abbiamo finalmente trovato un pulmino, non è stato facile, che era dei carabinieri, è una cosa questa abbastanza bella. Abbiamo raccolto 9.000 euro e lo dico pubblicamente perché il pulmino è costato circa 7.500 insieme all'assicurazione. Speriamo anche di celebrare presto una messa e volevamo fare una gita sui Colli Sarrizzo e andare ad Innammare anche per un segnale importante. Si deve sempre ripartire, non dobbiamo subire intimidazioni. Denunciamo la violenza, ma non perché ce l'abbiamo con gli uomini o contro qualcuno, ma perché noi vogliamo aiutare le donne, vogliamo aiutare gli uomini a cambiare e soprattutto vogliamo ricostruire le famiglie e dare una mano d'aiuto ai bambini che non vanno levati ma vanno aiutati a ricostruire i nuclei familiari. Quindi denunciate, perché solo denunciando quando avete soprusi, violenze psicologiche, economiche di ogni tipo, perché solo così potrete aiutare i vostri compagni e soprattutto i vostri figli. Ricordatevi che la violenza diventa violenza assistita quando ci sono bambini e quindi anche chi subisce violenza diventa complice e diventa imputabile. Il nostro dovere è quello di prendere coscienza che non è necessario alzare la voce, alzare una mano, dire una cosa in più o in meno rispetto a una posizione che non ci piace, perché molto spesso il problema è solo quello, quindi scatta magari una leva mentale che io non conosco e non conosce nessuno di noi, e quindi qua importanti supporti psicologici ma anche di altra natura. E su questo dobbiamo lavorare, lo facciamo già da tempo con l'assessore delle politiche sociali, il sindaco Calafiore che è qua con me, lo facciamo in tanti contesti, da quelli più piccoli a quelli più grandi, ma è chiaro che ci vuole tempo e che strutture come queste possono dare proprio per migliorare. Dopodiché sul pulmino, l'ho detto prima, sono convinto che non ci sarà un altro episodio, ne sono sicuro e non è un auspicio. Dovesse esserci, io non me lo auguro, ce ne saranno 2 o 3 pulmini, perché non si può assolutamente abbassare la guardia verso fenomeni che non possono essere tollerati. Sindaco, lei ha visitato la casa famiglia del CIRS e non permetterà da sindaco del comune di Messina e della città metropolitana che questo stabile venga perso dal CIRS che lo gestisce da 65 anni? Strategia complessiva che già abbiamo messo in piedi, costituisco la continuità, e se il sindaco De Luca ha fatto un miracolo acquistando la città del ragazzo e togliendola da quelli che potevano essere anche legittimi interessi economici di una parte imprenditoriale della città, restituendola, o meglio continuandola a destinare alla città stessa, sono convinto che la stessa cosa verrà fatta qua. Ci sono già interlocuzioni che sono già avanzate, questa struttura che è dell'IPAB rimarrà sicuramente del territorio di Messina, evitando speculazioni che non servono. Una discarica a cielo aperto sta nascendo ai bordi della carreggiata del viadotto Morandi. Decine i sacchetti gettati e ammassati dai soliti sporcaccioni che non intendono finirla con il loro comportamento da persone incivili, nei confronti dei quali una semplice multa sarebbe davvero poco. Una vergogna che deve spingere a fare di tutto per reprimere l'odioso fenomeno. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E adesso il consueto appuntamento sulla situazione Covid in provincia di Agrigento del commissario dell'ASP Zappia. Allora, siamo alla seconda settimana di settembre e la situazione del Covid continua a rimanere stabile, perché sostanzialmente sono costanti, anche se in lieve incremento, i pazienti ricoverati a Ripera.
questo ci comporta qualche slittamento nella programmazione che noi abbiamo, perché vi ricordate che dobbiamo fare dei lavori per quanto riguarda il cosiddetto pronto soccorso per il no Covid, che sono già ultimati, tranne per la parte che riguarda i casse medicali. Per poter ottemperare a questi, per poter mettere in campo questi lavori, è necessario che noi non abbiamo bisogno di ossigeno dei ricoverati, quindi dovrebbero scendere un altro po'. Noi contavamo che scendessero al di sotto dei 10, perché vi ricordate che eravamo l'ultima settimana di agosto eravamo 12, se non ricordo male 11, però adesso si stanno mantenendo, ma in risalita seppur lieve, quindi questo ci comporta ancora uno slittamento dell'ultima parte dei lavori, perché poi il resto sono stati fatti tutti. Comunque non abbiamo scelta se non monitorare e vedere quando è il momento più opportuno. Questo ovviamente fa il pari con quello che è la situazione del Covid, i tamponi continuano a essere come positività in discesa. Penso che questo mese sarà l'ultimo mese nel quale continueremo a mantenerci bassi, però lo vedremo solo con il monitoraggio puntuale, perché a partire da questo fine mese, dal mese di ottobre, inizieremo la vaccinazione per il nuovo vaccino che è stato già testato ed è stato autorizzato, quindi ovviamente partiremo con i sanitari e con i fragili, ma secondo quello che vengono le raccomandazioni o le disposizioni che vengono date dal Ministero e dalla Regione. Per quanto riguarda le vaccinazioni continuiamo a mantenere dei valori bassi, ovviamente sono quasi tutte quarte dosi e quindi i numeri sono veramente visibili, considerando che questi sono numeri di una settimana, e quindi non possiamo fare altro che prendere atto di una situazione costante verso il basso, verso una condizione che potrebbe cambiare con i nuovi vaccini, perché ovviamente lì sarà tutta un'altra storia. Concludo con qualche notizia su quelle cose che si stanno facendo, diciamo un po' di straordinarie, perché noi abbiamo in questo momento ci stiamo concentrando su alcune diciamo, momenti di studio e di approfondimento per varie patologie. Vi faccio presente che il mese di settembre, seconda metà, il mese di ottobre ripartono tutti i convegni. Agrigento ovviamente è una meta prediletta da questo. Vi dico oggi solamente il focus che si farà sulla malattia di Alzheimer, che è diventata una delle malattie più importanti, perché purtroppo poche sono le famiglie che non sono interessate da questo, perché si è allungata l'età di vita dei pazienti, quindi riusciamo a registrare una serie di patologie croniche e in questo caso la malattia di Alzheimer, la cui etiologia, la causa è sconosciuta, ma però sta interessando sempre un numero maggiore di pazienti, e sappiamo che questa è una malattia familiare. Una malattia familiare significa non come etiologia o come patogenesi, ma una malattia che coinvolge la famiglia e quindi comporta uno stravolgimento di tutta la conduzione delle famiglie. Su questo ci siamo focalizzati, ma lo faremo ancora di più con queste giornate che sono di approfondimento, ma con una serie di iniziative che il Dipartimento di Salute Mentale assieme al Dipartimento di Geriatria potrà approfondire e curare nell'arco di quest'anno. Appuntamento alla prossima settimana. Ha ora luogo il passaggio della bandiera di guerra del 41esimo Sturm Antisom, che rappresenta simbolicamente il trasferimento del comando del 41esimo Sturm Antisom e dell'aeroporto di Sigonella dal colonnello Howard Lee Rivera al colonnello Emanuele Di Francesco. Armato,
Per me assumere il comando oggi del 41esimo stormo anti-SOM dell'aeroporto di Sigonella, per me è il primo periodo che faccio nella mia attività di ufficiale dell'aeronautica militare qua in Sicilia. Ho trovato un'accoglienza meravigliosa, un aeroporto, una base che è il fiore all'occhiello, credo, dell'aeronautica militare, un ottimo esempio di tradizione interforze, ma un ottimo esempio di collaborazione multinazionale che sta dando veramente molti frutti. Sarà un impegno gravoso, ma sarà un onore servire e guidare gli uomini del 41esimo stormo anti-SOM e del comando di Sigonella. Lei assume il comando in un momento storico davvero particolare. Il 41esimo stormo di fatto non fa più quello che faceva tanti anni fa, fa tantissimo altro, a garanzia della comunità dei confini europei. Assolutamente sì, il mondo è cambiato, si è evoluto, la storia non ce la possiamo dimenticare, è attraverso la nostra storia che operiamo nel presente e traguardiamo il futuro. Il mondo si è evoluto, si è diventato più complesso, in quest'ultimo momento è complicato, ma noi siamo sempre il massimo per assolvere la missione che ci viene data dalle nostre superiori autorità. Seguirà l'impronta lasciata dal suo predecessore? Assolutamente sì, non posso fare altro che seguire la sua impronta. Howard, il colonnello Rivera, ha dato un esempio di come l'azione di comando possa far sì che tutto lo stormo, dal primo all'ultimo dei suoi uomini e delle sue donne, possa ottenere risultati di grandissima rilevanza. Il 41esimo stormo anti-SOM ha una tradizione che ovviamente negli ultimi anni, come ha rilevato anche il comandante uscente, si è un pochettino affievolita frutto delle acquisizioni dei sistemi d'arma che abbiamo. Questo sicuramente non andrà a far scemare la continuità dell'impegno che comunque sia il 41esimo stormo mette ogni giorno nella propria missione. L'auspicio è quello che ovviamente di restituire al 41esimo stormo quelli che possono essere sistemi e tecnologie che possano permetterle di recuperare anche quello che è la grandissima storia del 41esimo stormo. Quali sono le sue sensazioni dopo questi 2 anni circa di comando? L'abbiamo vista commossa. Sì, assolutamente. Purtroppo oggi non sono soltanto i 2 anni di comando, porto via quasi 12 se non 14 anni di permanenza in Sicilia. Come anche durante il discorso ho avuto modo di dire, la Sicilia, il popolo siciliano mi ha veramente dato tantissimo, a me e alla mia famiglia. Ho sempre sentito il supporto delle istituzioni, di tutto il personale, ovviamente anche della base. Io mi sono innamorato di questa terra e come il mio augurio, mi sono fatto un augurio da solo in conclusione del mio discorso, di tornare un giorno qua eventualmente a vivere. Mi sono trovato benissimo, infatti devo dire è stato un comando, come detto nel discorso, di questi 2 anni estremamente complesso e difficile per via inizialmente della pandemia e successivamente per quello che sta accadendo ovviamente nello scenario internazionale con gli eventi in Ucraina. Da Sigonella, per la complessità e per gli attori che vivono su questa base, siamo tutti ovviamente impegnati sul fronte in un modo o nell'altro, quindi non ci si ferma, l'attività è intensa ed estremamente impegnativa, però come ho potuto modo di vedere con la vicinanza della comunità, la vicinanza delle istituzioni, la vicinanza del personale rendono meno difficile il comando. Senza il supporto del personale, senza la risorsa umana non si va da nessuna parte e devo dire qui il personale del comando aeroporti Sigonella del 41esimo sono veramente delle persone eccezionali, mi hanno supportato, mi sono stati dietro in questi 2 anni veramente difficili e complessi. Ecco, a proposito della guerra in Ucraina, qual è l'attuale situazione che vive l'intera base? Noi siamo impegnati più che altro con le attività legate agli aeromobili, per cui lo scenario ci vede impegnati non soltanto noi come aeronautica militare insieme alla Marina militare nella sorveglianza del Mar Mediterraneo, quelle che sono le forze navali della Russia che ovviamente sono all'interno del nostro mare. E poi altri assetti partono ovviamente, decolano sempre da questa base per andare a sorvegliare anche gli spazi aerei e la situazione nelle vicinanze del confine tra la Russia e l'Ucraina, quindi siamo comunque impegnati nel vedere la situazione sul campo e fornire quelle che sono informazioni rilevanti per i processi decisionali e ovviamente poi per la politica. Questa base, la base di Sigonella, è lo scacchiere del mondo nel Mediterraneo.
Come dicevo anche nel mio discorso, il cambio di comando non è una cesura, ma è un momento fisiologico di tutte le organizzazioni complesse, in particolare della nostra. È un momento simbolico, carico di significati, ma che tuttavia nulla toglie alla continuità dell'operatività del reparto. Il reparto continuerà ad operare anche con il nuovo comandante, come ha sempre fatto, ed è quello che noi ci aspettiamo appunto anche in queste cerimonie di avvicendamento. Ovviamente per il comandante che lascia e quello che entra, e il significato emotivo, il carico emotivamente molto sentita alla cerimonia, ma l'operatività del reparto rimane imprescindibile e deve essere mantenuta a prescindere dagli avvicendamenti. Quindi la cerimonia è un avvicendamento all'insegna della continuità, se vogliamo sintetizzare. Peraltro il cambio di comando che avviene in un momento particolare. Sì, momento particolare. A maggior ragione il cambio non deve essere un momento di cesura, ma deve essere un passaggio e una transizione tra i comandanti, che però preserva intatte tutte le funzionalità del reparto, funzionalità che vanno dalla missione svolta con i velivoli al 41esimo stormo a tutto il supporto che noi garantiamo come padroni di casa agli enti nazionali e internazionali statunitensi o NATO che insistono su questo aeroporto e che godono del nostro sostegno. Questo è il compito del comando aeroporto, assicurare la funzionalità delle basi per permettere a questi enti di svolgere la loro missione operativa. Da tutta la Sicilia a Palma di Montechiaro per il concerto di Arisa si parla di 10.000 persone. Arturo Cantella. Quasi 10.000 le persone provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno assistito al concerto di Arisa a Palma di Montechiaro. L'evento, inserito nell'ambito dei festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Tanta gente non si vedeva da tempo, da quel luglio del 2019, quando gli stilisti di Dolce & Gabbana scelsero la città del Gattopardo per lanciare la loro linea autunno-inverno. La scelta di Arisa è stata una scommessa vinta dal sindaco Stefano Castellino e dall'assessore al ramo Angela Incardona, non solo per il ritorno d'immagine, ma anche per l'economia locale, visto che in tanti hanno raggiunto Palma di Montechiaro fin dal pomeriggio. La splendida scatinata della chiesa madre si è riempita subito, i lati della piazza, la gente si è accalcata per non perdersi nemmeno un minuto del concerto. L'artista ha mandato i presenti in visibilio quando è scesa dal palco per cantare Meraviglioso amore mio. Ha notato una bambina che ha cominciato a canticchiare e le ha ceduto il microfono. Insomma, una serata che rimarrà indelebile, offerta dall'amministrazione comunale, che ha rilanciato ancora di più Palma di Montechiaro, che a piccoli passi sta tornando sempre più a vivere dopo la pandemia del Covid-19. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove. Come ti chiami? Tania, sei bravissima Tania, c'è una voce bellissima. Il tempo però, va bene. Allora tu mi segui, la sai la strofa? La sai la strofa, come inizia? Bene, per gustare, ti chiedi per presto, quale non so che dire. Tempo che prima, anche con amore, giocavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, e sento nell'aria il meglio più profondo. Tu hai paura di me tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare.
quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso cuore, quando mi ha dipinto Dio, con il nostro nome, meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forse su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Bene, facciamo un progetto per questa nostra vita, che ha tanti difetti, senza linea, in cui la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Anche la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove, forza, forza. Meraviglioso amore mio, meraviglioso amore, con dentro il nostro nome. Facciamo spazio. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.